Sì, di clienti che erano seduti qua, sento un botto, siamo usciti e abbiamo visto due donne a terra, una da una parte e una dall'altra. Investe due donne, una muore, l'altra è ferita. L'uomo alla guida era ubriaco. Il 46enne di Vittorio Veneto, responsabile dell'incidente, ora si trova agli arresti domiciliari per omicidio stradale e lesioni personali. L'incidente è avvenuto ieri sera poco prima delle 21. Le due donne investite dovevano solo fare pochi metri per trascorrere una serata in compagnia con dei parenti che le stavano attendendo all'interno del ristorante Al Sole in via Rizzera a Vittorio Veneto, quando sono state investite mentre a braccetto stavano attraversando la strada. Per Letizia Sperti, 69 anni di Farra dal Pago, non c'è stato nulla da fare. Poco dopo è morta sotto gli occhi dei suoi parenti che erano usciti dal ristorante per soccorrerla. Una delle due signore era in condizioni gravi? Sì, sì, si è visto subito. Dopo è arrivata l'ambulanza e dopo... L'impatto è stato violento e non ha lasciato scampo alla donna, ferita l'amica 61enne, anch'ella dell'Alpago. Soccorsa dal personale del 118 è stata ricoverata all'ospedale di Conegliano. Sul posto, per accertare l'esatta dinamica della tragedia, i carabinieri di Vittorio Veneto, che hanno sottoposto il conducente ad alcol test. Aveva una quantità di alcol pari a 1,60 mg per litri, oltre il triplo del massimo consentito. È stato quindi arrestato e posto ai domiciliari. Nel frattempo sono molti i residenti della zona e i clienti abituali del locale che segnalano che nella via le auto sfrecciano ad alta velocità nonostante vi sia il limite dei 50 km/h. I pedoni qui corrono dei rischi allora? Certo, corrono di rischi, ci sono stati anche dei precedenti, perché la gente corre, perché la strada è dritta, in più è poco illuminata e mancano le strisce pedonali.